solo per presentarci, ma anche per parlare con voi cittadini. Iniziamo pure il nostro lavoro dicendo che la lista Cao Maggiore è una lista che si presenta come forza rinnovatrice e capace e in cui i candidati mettono a disposizione del Paese, dei cittadini, le proprie conoscenze. A quale fine? Al fine di riattivare la vita economica, sociale e culturale del nostro Paese e quindi avvicinare l'amministrazione ai propri cittadini, permettendo lo sviluppo di tutte le realtà del Paese. Quali sono i candidati della nostra lista? Mi sembra opportuno ribadire quali sono le loro competenze. Loris Basso, ingegnere meccanico e dirigente aziendale. Campanelli Matteo, dottore ricercatore in ingegneria gestionale. Marco Caroli, dottore specializzando in musicologia e impiegato. Alessandro Coccolo, dottore in politica internazionale e funzionario. Gianluca Falcomè, laureando in giurisprudenza. Dino Lazzarini, dottore in legge e tirocinante. Michela Mazzinotto, dottore in economia e commercio e tirocinante. Alessandro Moro, geometra libero professionista. Poi abbiamo Luca Pellegrini, dottore specializzando in architettura. Mara Travanut, avvocato libero professionista. Marinella Doro, operaia presso l'UIT. Fabio Pivetta, dottore in lettere presso il Comune di Caorle al settore sociale. Roberto Furlan, capo reparto nel settore arredamento. Amadio Claudio, ingegnere civile e docente universitario. Renzo Bertoli, un pensionato ma è stato impiegato tecnico, così come Livio Chiarot, impiegato alla tesoreria comunale. Quali sono i nostri obiettivi e cosa poniamo al centro delle nostre attività? Soprattutto i bisogni di voi cittadini, i bisogni dei giovani, degli anziani, delle famiglie, il sostegno alle associazioni, non meno importante la valorizzazione del parco e la creazione di nuove opportunità commerciali. Tutto con la prerogativa e la consapevolezza che le iniziative pubbliche e private debbano rientrare in un progetto organico e sostenibile e che veda l'utilizzo delle risorse che il nostro Paese ha a disposizione. Quali sono le risorse che il nostro Paese ha? Le risorse umane, fondamentali, le risorse fisiche e non meno importanti le risorse naturali. Partiamo proprio dalle risorse umane, perché è il nostro punto forte e su cui vogliamo puntare. Quindi investimenti sull'educazione, sulla formazione, sulla salute. Punto forza sono l'associazionismo e il volontariato. Sono ricchezze insostituibili per la crescita e l'espressione democratica del nostro Paese. Bisogna lasciare anche libertà di iniziativa ed autonomia a queste associazioni. Promuovere eventi e iniziative paesane, in collaborazione ovviamente con la Proloco, di cui vanno riviste le funzioni e le attività programmatiche. Tutto avendo un rapporto costruttivo tra comune e associazioni. Per quanto riguarda proprio l'argomento sociale, quindi le famiglie, i giovani e gli anziani, crediamo che l'amministrazione debba garantire, anche in collaborazione con le associazioni e il volontariato, un livello di assistenza adeguata ai bisogni del cittadino. Questo come vogliamo farlo?
attraverso la creazione di spazi e attività atte a favorire la socializzazione di giovani e la loro creatività, attraverso la creazione di uno sportello informativo per la giovane imprenditoria e adottando delle strategie volte a sostenere le famiglie bisognose. Attenzione là. Messa in sicurezza degli edifici. Quindi dicevo, l'adozione di strategie atte a sostenere le famiglie bisognose e meno abbienti. Questo ovviamente in collaborazione con gli enti preposti. Per aiutare le famiglie, quindi per fare non solo, per fare in modo anche che i bambini socializzino, lo sviluppo e la crescita delle attività estive, per gli anziani il fatto che ci siano della collaborazione con il comune al fine di garantire possibilità di incontro e di svago, come ad esempio l'organizzazione di gruppi per cure termali o per soggiorni climatici. Non meno importante la collaborazione con comuni limitrofi per lo studio e la realizzazione di una casa di riposo con opportunità anche di soggiorno diurno. Su questo punto vorrei fare una breve osservazione. In comune è stato presentato un progetto per una casa di riposo. La casa di riposo prevede 120 posti, di cui 90 sono per leggi regionali finalizzati a persone non autosufficienti, mentre 30 posti rimangono di uso, quindi bisogna fare un progetto assieme a questa ditta privata che ha progettato appunto la casa di cura per capire come usufruirne. Noi appunto pensiamo a un soggiorno diurno o a un day hospital o comunque un servizio a persone che sono anche sufficienti. Non siamo contrari a questo tipo di progetti, assolutamente.